Are there lilac trees in the heart of town? Can you hear a lark in any other part of town? Does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street where you live. Oh, molto bene, con te veramente facile. Emiliana Cantone, sei una soubrette, ma anche la promessa della musica napoletana. La soubrettina già c'è, sono Sì. la soubrettona. La soubrettona e la promessona, ma restiamo in una. Tu sei grassa o magra? Sono una finta magra. Sì, che vuol dire? In effetti sono molto in carne, però insomma Ecco, però stai bene, ti vedo bene. Senti, infatti non ho nessuna malattia al momento. c'è un tuo grande successo che si chiama Sita Perda. Ammesso che tu quest'uomo lo perda, ok? Per rendere la cosa meno sofferta, che cosa fai? Guardi e conti le stelle oppure guardi e riguardi il calendario dei calciatori del Napoli completamente nudi? La seconda. La seconda? Certo, Sì, ho capito che non si muore per amore, che è certo. una, insomma, sciocchezza. C'è un calciatore del Napoli che più di altri vorresti nudo a casa tua anche tra 5 minuti? Nudo no, devo dire la Perché verità. c'è papà, ma se il papà non ci fosse, mettiamo che papà non ci fosse, qual è il calciatore? Allora ne chiamerei un paio. Bene, siamo sul porno. Allora, senti, parliamo del tuo amore, gli amori che sono fatti di grandi momenti. Sì. Ci sono le invasioni possibili, cioè le cose che possono assolutamente succedere. Certo. Io ti faccio vedere due grandi scene d'amore, una tratta da Titanic e l'altra da Bambola, che è un film con Valeria Marini. Guarda la clip. Ti piacciono le anguille? E come minchia si fa quest'amore? Fammelo vedere. Avanti. Spiegamelo. Spiegamelo. Facciamo l'amore. Notavo che su Valeria Marini sei fatta delle grandissime risate. Senti, dovendo scattare la fotografia del tuo grande amore, questa fotografia sarebbe una fotografia romantica o selvaggia? No, romantica, assolutamente sì. Sì, dove ti vedi? Dove ti vedi? Sul fiume? Lì proprio Ma come... sì, quest'anno ho fatto una crociera, peccato che non c'è stato modo di anche perché Titanic finisce male, poi in realtà... No, vabbè, intendevo la situazione, certo. sana e salva. Cosa si fa per conquistare un uomo? Un uomo si conquista dicendo o facendo? Io penso che tutti sappiamo fare, sì. E quindi penso che il difficile sia proprio parlare e prenderlo mentalmente. Quindi sì. tu un uomo come lo conquisti? Facendo? Cioè, No, dicendo. Ah, dicendo. C'è una frase che dici, una cosa che... No, quello che dico io non dico niente, però la prima cosa che faccio è metto davanti prima tutti i miei difetti, perché poi fondamentalmente è molto semplice stare con me. Ci vuole una settimana, però per tutti i difetti ci vuole una settimana. Certo, è lunga, una cosa... Senti, qual è la parola? Attenzione, questo è un momento importante, perché io ci tengo moltissimo alle parole e a come vengono usate. Sì. Qual è la parola che tu dici più spesso? Pensaci, e poi la dici nella telecamera. Questa è la parola che Emiliana Cantone dice più spesso. Ce ne sono un paio, devo intercalare. Una. Inevitabilmente. Inevitabilmente? Sì. Bene. Spesso. Bene, allora, le invasioni goderecce. No, spesso la dico, non spesso. Ho capito, ho capito. Senti, le invasioni goderecce, ma comunque fortemente comunicative. Io ti faccio sentire Mara Venier che racconta del suo incontro con l'attuale marito. Ascolta. Allora, quando ho incontrato mio marito,
lui è un signore, grande famiglia, e ho cominciato a corteggiarmi. Dopo un mese che lui mi pressava, mi corteggiava, a me piaceva molto, io dissi: guarda, forse tu non hai capito bene con chi ti vuoi mettere, io sono una pescivendula. No, è lui. Per cui non è un'offesa. No, ma non era per ma farlo. non era perché loro avevano scritto sembra una pescivendola, io sono orgogliosa di sembrare una pescivendola. Allora, hai sentito Mara Venier? Certo. Ora, attenzione, la domanda è seria e difficile. Dovendo scegliere, tu ti senti più pescivendola o più vaiassa, come ha detto la Carfagna, il ministro chiaramente, Certo, le ad cose. Alessandra Mussolini? Che ti senti tu? Una piscettona, che è diverso. Ecco, siamo porno, scusate, ogni tanto No, perché l'ospite mi sfugge di mano. Che No, c'è? Stai assolutamente, cadendo? a Che Napoli succede? sappiamo cosa significa, nel senso la bacchettona ingenua, Sì. che però ovviamente ho anche io questa brenzola che vive in me, che Sì. all'occorrenza tiro fuori. Quindi c'è una brenzola certo, e in in te, qualsiasi ma persona. c'è anche un'avvocatezza in te. Sì, e allora certo. facciamo una cosa, la faccia della vrenzola qual è? La vrenzola che faccia? Perfetto. E invece l'avvocatessa che faccia ha? Però non mi fa ridere. No, no, io- Non vorrei fare quella che faccio sempre. No, ma no. È così. Inespressiva, quasi morta, insomma, Sì. l'avvocatessa. Senti, un uomo, insomma, ha più speranze con te se ti dice ci vediamo tra una settimana perché non posso inserirti tra i miei 1000 impegni, o quello che ti dice vengo a prenderti stasera subito dopo aver accompagnato mia moglie a casa? Penso che non mi sposerò mai se incontro sti uomini. Ah, nessuno dei due? Assolutamente Cioè no. neanche uno che ti mette in disparte e ti fa aspettare, ma in realtà è una tattica, è un modo per farsi amare di più. La certezza in amore molte volte non è giusta, perché penso che quando c'è la certezza è troppo la convinzione Cioè, quindi che in quella realtà, cosa resta lì. scusami, tu che vuoi? Un uomo che ti dica sei la vita mia, non guardo nessun altro al di fuori Assolutamente no, di te? però Ah. faccia tutto quello che deve fare, trattandomi sempre, insomma, avere la coscienza di trattarmi Sì. come la prima. Poi Ecco. ho capito che tutti gli uomini poi non sono mai così seriosi, anche le donne, per l'amor di Sì. Dio, però noi ci facciamo prendere in giro. Insomma, siamo una banda volentieri. di pagliacci, ecco. Bravo, Viviamo in un perenne bravo. circo. Almeno io voglio essere presa in giro nei modi migliori. Con un copione, con un Ecco. copione, perfetto. Allora, le faccine, questo è un altro momento importante, bisogna saperle fare in televisione. Barbara certo, D'Urso mamma insegna, mia. per Sì, ogni sto imparando situazione molto, ci vuole la faccina giusta. È sempre Bene. questo, Allora ti veramente. do 3 situazioni diverse e tu per ognuna mi fai la faccina. Vittorio Sgarbi racconta ai giornali di avere una storia di sesso con te. Che faccia fai? Cioè, della serie, ma si scema, ma si scema, bene. Allora, sei sul palco e ti si spezza il tacco, che faccia fai? E lo lancio anche. È una faccia scema, però. Sì, lo prendo a ridere, Bene, ovviamente. allora, Che faccio? terza situazione, vedi il tuo fidanzato con un'altra, che faccia fai? Niente, me ne vado. No, no, ci deve essere una... Assolutamente no. Vabbè, ovviamente Ma vedi che sei orgogliosa, sei orgogliosa. Sì, me ne vado, che posso fare? Faccio la brutta figura che vado lì e dico questo è il mio ragazzo? No, deve venire. Sì, un'altra quindi fai volta. l'avvocatessa in questo caso. L'avvocatessa, Ho sì. capito. E la brenzola la faccio con lui. Adesso la parte colta della trasmissione, le grandi domande, quelle che cambiano le giornate di tutti, il destino di tutti. E quindi ti chiedo, chi sei? Non lo so nemmeno io, sono in costruzione. Dove sei? In una dimensione non molto definita della mia vita. Sì, hai bevuto prima di venire? No. Assolutamente no. Vuoi davvero quello che fai? Queste sono molto seriose. Sì. Mi piace molto, però non lo so in futuro se è questa la mia vita. Insomma, Perché resto comunque una ragazza semplice, vuole la sua vita Tu in privata, realtà vuoi fare tradizionale. l'avvocatessa, tu vuoi fare l'avvocatessa, insomma. E secondo me è meglio della cantante, perché i problemi ci sono sempre facendo l'avvocatessa, no? Allora, Invece- è uscito un disco nuovo, giusto? Sì. Che si chiama? E così sia. Sì, dove dentro canti d'amore, insomma l'amore con tutte le tutte le sue sfaccettature. certo. Qual è la canzone che ti piace di più? E così sia, perché... E quella che ti piace di meno? Che ascolto di meno, Che ascolti posso di dire. meno? Ce ne sono 2 molto simpatiche lo stesso, Sì. ma che ascolto meno. Ti devo dire i titoli? Certo. Da qui all'eternità e tutte va Satsukusa. Madonna, quelli che daresti a me anche dopo questa intervista? Certo. Sei fantastica. Certo, ti adoro. Ti saluto, buona fortuna, buona fortuna. Un Cari abbraccio a telespettatori, non finisce, continua, continua. Baci. People stop and stare, they don't bother me, for there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go